Gloria e lode a te, oh Cristo. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: pregando, non sprecate parole. Essi credono di venire ascoltati. Non siate dunque come loro, perché il Padre vostro sa di quali cose avete bisogno prima ancora che gliele chiediate. Voi dunque pregate così: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Per altri le loro colpe, il Padre vostro perdonerà anche a voi. Ma se voi non perdonerete agli altri, neppure il perdonerà la del Signore. La comunità cristiana, o Signore, splenda i tuoi occhi per il desiderio di te. Per questo esprimiamo il desiderio che il buon Dio ci guardi con uno sguardo di bontà e di misericordia. Le creature, noi creature, non gli siamo estranei. Il segno di questa comunione con Dio e coi fratelli è il nostro impegno per ogni forma di egoismo. L'egoismo è ricerca di operare un capovolgimento e desiderare che Dio intervenga con la sua verità. Il nostro cuore sia libero. Il brano del profeta Isaia ci parla di tanti ostacoli. Gli uomini credono di porre ostacoli, ma no. Vuole. Con un'impresa poco seria. Il Vangelo precisa questa realtà. Non è per il numero delle nostre parole di preghiera che siamo ascoltati e esauditi da Dio, ma per la nostra disponibilità a compiere la sua volontà, a collaborare alla venuta del suo regno, a perdonare a chi ci ha offeso, per ricevere a nostra volta la misericordia. Con le nostre suppliche crediamo al perdono e ci rigenera a vita nuova. Il tempo di Quaresima deve essere un tempo di preghiera e la Chiesa ci propone la preghiera che Gesù ha insegnato per fargli nuova alleanza. A Dio guarda Padre, che nell'adorazione, nel riconoscimento del Figlio che ci ha salvati e ci ha redenti. Esprimere la fratellanza fra tutti gli uomini. Il Figlio è venuto a conservare. Il Padre nostro è una preghiera filiale, è una preghiera fraterna. E Gesù insiste sul perdono. Gesù vuole nessuna condizione, nessun risentimento nel fondo del nostro cuore.
Così possiamo pregarlo il Padre nostro quando ci riconosciamo figli che non servono nessun risentimento verso il nostro. Il tuo spirito, Signore, è la parola interiore della nostra preghiera. Per mezzo di lui possiamo dire: ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Grazie dalla bocca di Dio, per chi si lasci docilmente plasmare dalla grazia che da essa scaturiamo. Ascoltaci, Signore, per quanto credi, perché pregando l'unico Padre che è nei cieli, sappiano ritrovare la via dell'unità e della nostra riconciliazione. Ascoltaci, o Signore, per le persone della cultura, della scienza, dell'arte e dello spettacolo, perché possano sperimentare la forza nascosta della preghiera come ispiratrice del loro pensiero e delle loro opere. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore, per le famiglie e le comunità cristiane, perché nella preghiera unanime e concorde crescano sempre più nella coscienza di avere un Padre che ama tutti i suoi figli. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore, per noi che nell'Eucaristia sperimentiamo l'efficacia della parola di Dio, perché dalla terra irrigata della nostra vita germini il canto della lode e del ringraziamento per i benefici della salvezza. Preghiamo. Ascoltaci, o Dio, Padre della terra, che con bisogni e non ti accontenti di parole vuote, sia simile a quella del tuo Figlio, brava in tutto la tua volontà, per Cristo nostro. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua pane, frutto della terra, e l'uomo lo presentiamo a te, perché diventi cibo di vita eterna. Con il vino sia segno della nostra unione con la vita divina di colui che ha voluto assumere la nostra natura umana. Benedetto sei tu, Signore, dalla tua bontà abbiamo ricevuto
lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Umili e pentiti, accorrici, o Signore, e ti sia gradito il sacrificio che oggi noi compiamo alla tua presenza. Lavaci, o Signore, noi nostri, purificaci da ogni nostro peccato. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Adoratori i doni che abbiamo dalla tua paterna forma il pane che ci hai dato di ogni giorno in sacramento di salvezza eterna per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore è veramente giusta, nostro dovere fondamentale, rendere grazie sempre a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Tu hai stabilito per i tuoi figli un tempo di rinnovamento spirituale, perché si convertano a te con tutto il cuore e liberi dai fermenti del peccato, vivano le vicende di questo mondo sempre rivolti ai beni eterni. Questo dono della tua benevolenza, con voce unanime, Santo, Santo, il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tuo Padre, fonte santura del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, i pani della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, unisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Bruno, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i figli del tuo. Di noi tutti abbi misericordia, parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il comando del Padre nostro che sei nei cieli, sia santo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, rimetti i debitori e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia con tutti voi. Agnello di peccati del mondo, abbi pietà di noi. Oggi peccato, abbi pietà di noi. Dona a noi la pace. La comunione del tuo corpo e il tuo sangue, Signore Gesù Cristo, non diventi per noi giudizio di ma per Dio è difesa e salvezza dell'anima e del corpo. L'agnello di Dio, ecco colui il mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Signore, non sono degno di partecipare, ma di soltanto. Canto 460.
viva, chi asseva fra uomo che rinfranchi il passo, nessuno è solo se tu lo sorreggi, grande Signore. Tu pane vivo, chi ha fame, se tu lo accogli, entrerà nel regno. Sei tu la luce della festa, grande Signore. Tu regni vivo, chi ti cerca dimora, troverà con gioia, dentro l'aspetti, tu sarai l'amico, grande Signore. Per la partecipazione ai tuoi desideri terreni ed amare i beni del cielo, per Cristo nostro Signore.
Conferma i tuoi fedeli, o Dio, con la tua benedizione e sii per loro sollievo nel dolore, pazienza nella tribolazione, per Cristo, e la benedizione di Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. La messa è finisce. 471. Tutta bella sei Maria, che macchia d'origine non è in te. La tua veste candida come e il tuo cuore, tutta bella sei Maria, e macchia d'origine non è in te. Tu, Gerusalemme, tu letizia d'Israele, tutta bella sei Maria, e macchia d'origine non è in te. Tu avvocata dei peccatori, madre di miseria, tutta bella sei Maria, e macchia d'origine non è in